Negli ultimi anni la digitalizzazione degli scambi commerciali è notevolmente appunto aumentata. L'unica cosa che ha un contraltare, che è la sicurezza. La sicurezza, perché più è digitale lo scambio di moneta, più praticamente potrebbe essere utilizzato dei metodi per poter distrarre somme dai conti dei clienti. Per questo motivo appunto consigliamo sempre di utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per gestire la sicurezza, che sono non tenere vicino al bancomat il codice, stare attenti quando si preleva che nessuno vi osservi mentre digitate il codice e tanti altri accorgimenti, ad esempio non utilizzare sempre la stessa password per tutti i siti, quelli di social e quelli in cui fate i bonifici online. Oppure, una cosa importantissima, tenere sempre con voi il numero verde attraverso il quale in caso di smarrimento o in caso di sottrazione della carta potete chiamare e bloccarla immediatamente. Nel momento in cui è bloccata nessuno può prelevare sul vostro conto corrente attraverso il bancomat. Quindi accorgimenti importanti per far sì che la digitalizzazione della moneta possa praticamente facilitare la vita di tutti.